Sta iniziando una grande tempesta globale, è la nuova minaccia del Cremlino all'Occidente. Con la stagione fredda alle porte, se dall'Europa non arriveranno decisioni in merito alle sanzioni alla Russia, il governo di Putin potrebbe essere pronto a rispondere tagliando le forniture di gas il cui prezzo oggi ha toccato i 275 euro al megawattora. Uno scenario che renderebbe ancora più grave la situazione di famiglie e imprese. L'economia in tutti i suoi settori risente drammaticamente dei rincari energetici. Lo sanno bene i ceramisti che hanno visto le bollette subire aumenti esponenziali rispetto allo scorso anno. E si trovano una differenza di 200.000 euro dall'anno scorso, dal 2021 al 2022. Va da sé che la soluzione è quella di fermarsi. Il gas per queste realtà ha toccato i 2,40 € al metro cubo. La produzione conviene veramente fermarla, pensando probabilmente più avanti anche a delle chiusure. E la situazione è grave veramente. A questo punto abbiamo avuto modo di sentire di colleghi che stanno spegnendo di forni perché la situazione sul costo del gas è irreversibile. Non sapere quale sarà il futuro prezzo del gas rende complicato preparare preventivi e sottoscrivere contratti, nonostante paradossalmente le commesse ci siano. Il rischio infatti è quello di produrre sotto costo. Aziende che a fronte di questi aumenti si vedono costrette a congelare investimenti e nuove assunzioni. Servono misure urgenti come un tetto al prezzo del gas, chiede Maroso, che spiega come le imprese si troveranno costrette a scelte sofferte. Far fare delle ferie a delle persone che lavorano con noi, e di conseguenza succederà successivamente, si penserà di mettere in atto la cassa integrazione. Cambia il comparto, ma non lo scenario. Il mondo agricolo, in modo diverso da settore a settore, risente degli aumenti con rincari anche del 300%. La zootecnia, quella a pagare in questo momento il prezzo più alto. Le aziende a questo punto devono proprio decidere se continuare, ridurre la produzione, ma fino a che punto, perché al di sotto di certi numeri poi non diventa conveniente tenere un'azienda attiva. E devo dire che da questo punto di vista noi l'abbiamo sempre un po' denunciato, ma io degli esempi di chiusura effettiva di aziende zootecniche l'ho vista, mi è stata confermata e pertanto queste paure sono diventate anche realtà.